Un centro di permanenza temporanea in Veneto, un'ipotesi di cui si parla da giorni, ma dalla regione il governatore Zaia sull'argomento parla chiaro. Sul CPR noi non abbiamo al momento informazioni, ovviamente da anni, ricordo c'era ancora il ministro Maroni che diceva dovremmo fare un CPR per regione, ma ad oggi una convocazione ufficiale dove ci venga detto c'è necessità di un CPR, dateci delle indicazioni, ad oggi non c'è. In senso generale ricordo che noi dobbiamo evitare i grandi assembramenti, dopodiché il CPR è un'altra cosa perché è un luogo nel quale c'è una permanenza per poi avviare il rimpatrio. Però io ho molti dubbi sul fatto che si possano rimpatriare tanti cittadini, visto e considerato che non si sono mai superati i 3.500-3.800 rimpatri all'anno a fronte di arrivi di 100-200.000 persone. Noi stiamo ospitando oltre 9.000 persone con questo nuovo flusso e la preoccupazione appunto di utilizzare tutti i locali, tutti i centri che comunemente vengono utilizzati, penso all'ex caserme o altro. Ovviamente voglio ricordare e sottolineare che non si occupa la Regione di questo. La catena di comando parte dal Ministero degli Interni, passa attraverso i soggetti attuatori che sono i prefetti delle città capoluogo in ogni regione, che poi fra virgolette smistano i diversi migranti nelle diverse province. Ci stiamo tutti focalizzando sull'ospitalità immediata, ma poi sta cambiando la morfologia della nostra comunità, quindi dovremmo modificare di questo passo i servizi educativi, i servizi sanitari, i servizi sociali, provvedere a molti servizi che sono tipici di una società multietnica. Per carità, ne prendiamo atto, non stiamo qui a dire, però si sappia che è un mondo che sta cambiando e non possiamo mettere all'angolo i cittadini residenti che hanno diritto a risposte. Ma prima i veneti, prima tutti coloro che abitano in Veneto. Pensi solo che il Veneto sta dando ospitalità a 550.000 nuovi veneti, migranti che sono qui ormai da anni, che hanno un progetto di vita, hanno messo su famiglia in Veneto, si sono integrati in Veneto, che hanno diritto a delle risposte e fanno parte di quei 5 milioni di veneti. Se ne arrivano ovviamente milioni di persone, vuol dire che quelli che sono qui oggi avranno delle difficoltà ad avere delle risposte. Poche parole anche sulle diverse sensibilità nella Lega che a Pontida avrebbero portato 3 assessori a disertare il palco. Ma guardi, queste sono tutte, come si può dire, supposizioni che fate voi. Dovreste chiederlo agli assessori, per me sono 3 militanti che sono venuti a Pontida, appunto e basta, poi palco o non palco, accade spesso anche negli altri anni che ci siano magari persone che dovevano venire su che restano giù. Io sono stato giù 3 ore nel Prato, poi sono andato su 20 minuti nel palco, funziona così.